Salve a tutti amici e ben trovati. Per le prossime 48-72 ore l'alta pressione ci garantirà ancora condizioni di tempo abbastanza stabile e soleggiato su gran parte d'Italia. Tuttavia ci sono già i primi segnali che l'alta pressione comincerà gradualmente nei prossimi giorni a perdere di energia. Lo farà soprattutto da metà della settimana, quando il tempo a piccoli passi comincerà nuovamente a peggiorare, un peggioramento che dovrebbe farsi un pochino più marcato ed evidente a cavallo del prossimo fine settimana, ma avremo modo di riparlarne. Intanto godiamoci ancora queste giornate abbastanza tranquille. Qualche disturbo si potrebbe limitare ad interessare la Liguria, l'Alta Toscana, per effetto di spifferi d'aria un po' più umidi. Questi comunque, vedete, sono già i segnali che qualche cosina comincia a incrinarsi nella potenza di quest'alta pressione che ci ha davvero regalato parecchi giorni di bel tempo. Per il resto comunque, vedete, il tempo continuerà lo stesso a mantenersi piuttosto tranquillo. Attenzione a qualche banco di nebbia nottetempo e nelle prime ore della mattina sulle pianure del nord. Per quanto riguarda le temperature, potrebbe esserci un ulteriore lieve aumento nei valori massimi. Temperature in questi giorni, specialmente al centro-nord, di nuovo superiori alla media stagionale. Le 24-48 ore successive non faranno assolutamente registrare variazioni di nota. Sempre qualche banco di nebbia nottetempo e nelle prime ore della mattina sulle pianure del nord. Per il resto qualche nuvoletta di passaggio sempre possibile sulla Liguria e sui settori più settentrionali della Toscana. Per il resto sì, qualche nuvoletta anche in altre zone, ma davvero nubi di poco conto che non produrranno assolutamente effetti di rilievo, e il clima si manterrà ancora molto gradevole, molto mite nelle ore centrali del giorno e del primo pomeriggio. Mi fermo qui amici, grazie per essere stati con noi, e più tardi.